Veniamo al tour mondiale della Fiamma dell'Amicizia che ha fatto tappa oggi a Venezia, prima fermata italiana del suo lungo viaggio intorno al mondo. In arrivo dalla Slovenia, la Fiamma è arrivata in municipio intorno a mezzogiorno, accolta dalle istituzioni, partita ufficialmente dal Senato francese a Parigi il 24 aprile scorso. La Fiamma dell'Amicizia raggiungerà 112 nazioni, oltre 2000 città fino al 2019. A Venezia arriva dopo aver fatto scalo in Svizzera, Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia e Slovenia. L'iniziativa organizzata dall'Associazione internazionale World Day of Knight in collaborazione con ministeri e organi statali dei paesi che sono stati raggiunti. Bene, tutto, ci fermiamo qui, sigle meteo, noi ci rivediamo più tardi. Grazie per l'attenzione, buona serata.